Siamo alla 27ª Fiera dell'Artigianato a Milano, in un contesto meraviglioso, ricco di sapori, profumi, e quest'anno la Sardegna è in un'area bellissima dove, come potete vedere, il movimento è già importante. L'assessorato al turismo, commercio e artigianato, con il programma del CIPNES di Insula, ha voluto portare l'enogastronomia, la tradizione, gli artigiani. Abbiamo visto le persone che la stanno accogliendo e questo è veramente, è tangibile questo valore di tradizione e innovazione, con tantissime persone che stanno accogliendo quello che è un progetto che sta andando avanti da anni e che è diventato veramente forte per questa regione. Sì, sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo. Questa è la 27ª edizione dell'Artigianato Fiera qui a Milano, con grande successo, una fiera che ha la grande potenzialità di ricevere oltre 1.200.000 presenze. Noi ne facciamo parte, diamo un contributo, ma soprattutto ci dà una grande opportunità questa fiera dell'artigianato di valorizzare gli artigiani, ma soprattutto valorizzare anche l'economia della Sardegna con la promozione. Una fiera importante, vediamo forti esperienze identitarie millenarie che ho voluto portare non solo artigianato, non solo agroalimentare o enogastronomia, ma ho voluto unire le forze identitarie, tradizioni della Sardegna, proprio per dare un valore aggiunto. I cambiamenti che abbiamo portato, voluto portare nelle fiere, è quello di unire i sardi, un'idea unica di Sardegna. Io ho un'idea di Sardegna forte, i miei valori sono molto identitari, portati a valorizzare quello che è la storia millenaria, la storia folcloristica, la cultura del turismo sportivo, la cultura del turismo archeologico, la cultura del turismo esperienziale, lo stesso il turismo culturale. Tutte queste forme di proposte che si abbinano a tante altre forme di proposte che abbiamo ideato in questi anni, come i cammini di Giorgi e tanto altro, ci sta dando ragione. Ecco, noi siamo questi sardi veri, autentici, che spesso se ne parla, ma pochi poi hanno avuto il coraggio di raccontare. Io voglio raccontare una storia vera, una storia autentica al mondo, e noi non l'abbiamo. Soprattutto in questo stand abbiamo visto che l'artigianalità ha permesso alle persone che stanno arrivando numerose in fiera di provare con mano a fianco degli artigiani che rappresentano tutti gli artigiani della Sardegna. Parliamo di pasta, di dolci, parliamo di tessile, parliamo di ceramica, ma anche il gusto, perché noi diciamo che in questa meravigliosa terra c'è più gusto, quindi stiamo facendo la degustazione di piatti dove la tradizione porta all'innovazione, quindi l'andare avanti, il migliorare, come diceva lei, e permettere anche a questo progetto di Insula, quindi una divisione agri-food, di promuovere quello che è veramente l'eccellenza della Sardegna. Guardi, sapere e sapori. Siamo l'isola centenaria, siamo il 5 più giovane al mondo, proprio grazie al buon mangiare, all'ambiente e tanti altri fattori. Qui ho unito, grazie a questa grande collaborazione con l'Union Came, il CIPNES, col progetto Insula, la Fondazione Maria Carta, abbiamo unito proprio sapere, sapori, enogastronomia, cultura, tradizioni. Abbiamo unito veramente una Sardegna che può dare tanto. Viviamo una miniera d'oro, dobbiamo solo saperla promuovere e valorizzarla. Ecco, questo è il valore aggiunto della Sardegna, sempre più uniti che mai. Una Sardegna veramente che parla di sé a 360 gradi. Questo è il sogno che io voglio fare alla crescita economica, per evitare lo spopolamento rinato, per far sì che diventi una Sardegna delle opportunità e che i giovani ritornino in Sardegna, che rimangono in Sardegna, e ripartiamo dai nostri valori, da chi eravamo a chi siamo.
sono con il maestro gioielliere bellissimo, dove ci sta facendo vedere la lavorazione del corallo. Ma vedo anche il corallo grezzo. Assolutamente, questo è il risultato dell'ultima pescata stagionale che è venuta appunto ad Alghero a fine settembre e abbiamo pensato quest'anno appunto di portarlo, farlo vedere allo stato grezzo, farlo toccare, ma soprattutto farlo annusare, perché nonostante siano passati qualche settimana dalla pesca, conserva ancora il forte odore di mare. Posso? Certo. Vado delicatissima perché il corallo è delicato. Pazzesco. Quindi le persone qui alla fiera hanno l'opportunità di toccarlo, sentirlo e poi vedere anche questa lavorazione. Esatto, questa è una parte delle lavorazioni che si può fare naturalmente sul corallo. Diciamo la parte un po' meno impegnativa è per la realizzazione per esempio di questi gioielli, dove si taglia prima il pezzo di corallo e si leviga. Diverso invece questo tipo di lavorazione perché è decisamente più intersecato chiaramente, e quindi bisogna andare pezzo per pezzo con il Dremel e arrivare naturalmente anche nelle più piccole insenature, levigarlo e poi successivamente lucidarlo. Allora Caterina, oggi che cosa ci stai preparando? Che cosa stai creando? Allora, faccio vedere un po' di tipi di pasta sarda, dal nord al sud della Sardegna, che abbiamo un'infinità di tipi di pasta, ma anche di malloreddus, che nascono comunque nel medio campidano. Il significato è vitellino, perché nell'agropastorale, anticamente nei villaggi, veniva appunto propiziata oppure augurata la prosperità appunto mangiando la carne di vitello. Questo ricorda appunto il ricciolino del vitello, della testa del vitello. Quindi questa è proprio in antichità venivano considerati come tali. I malloreddus poi ogni paese ha avuto il suo malloreddus. Cambia la dimensione, la forma e il nome, dipende appunto dal paese in cui si trova. Riconosce appunto nel paese in cui ti trovi, proprio riconoscendo anche il tipo di pasta. Abbiamo le oreghitas. Le oreghitas venivano un paese si chiama Morgongiori, venivano fatte anticamente in occasione del matrimonio. Significa appunto appendente, proprio per onorare la sposa. E questa è un'altra pasta gioiello. Passo a parlare anche di questi timbri, che sono dei timbri molto antichi, perché prima la panificazione veniva fatta nei forni comuni e ogni famiglia, per riconoscere il proprio tipo di pane, allora usava questo timbro, che poi se avanzava magari un po' di l'impasto del pane, veniva spianata la pasta e veniva fatta questo tipo di pasta che si chiama pasta lada. Davide, raccontaci come nasce questa tipologia di maschera. Allora, questa maschera diciamo che è un rito millenario, quindi nasce nella notte dei tempi ed è comunque sia legato alla nata agraria. E tu e tuo fratello fate le maschere nei dormitori. Sì. Quindi io adesso passo, che sono delicatissime. Certo. Questo legno che usate è un legno morbido. Come si chiama questo legno? Allora, questo legno che usiamo è ontano nero, è un legno molto morbido. Principalmente in antichità si usava il pero selvatico, però il pero selvatico con il passare degli anni è stato usato talmente tanto che ora è difficile anche trovarlo. Adesso noi vediamo la forma che poi viene posizionata, questo qui. Questa e poi verrà svuotata comunque. Per arrivare Esatto. Al prodotto finito. Esatto. Cosa ci stai facendo oggi? Allora, niente, stiamo preparando il nostro mustazzetto, che sarebbe la focaccia tipica del Sulcis. Allora, è un pane semplicissimo perché sarebbe una sorta di focaccia ripiena di pomodoro e basilico e aglio e olio d'oliva.
Noi faremo una versione molto più piccola perché avrebbe l'originale delle dimensioni importanti, facciamo una versione più piccola per poter far assaggiare un po' questo prodotto alle persone, con una leggera modifica. Oltre al basilico e il pomodoro aggiungeremo la bottarga, oppure il pecorino col guanciale o le acciughe, e quindi faremo una degustazione su questa base qua. Siamo in uno stand molto particolare perché parliamo dell'artigianalità tessile e quindi in questa occasione abbiamo con noi il maestro artigiano Livio Lai, che è maestro di tessitura. In questo momento cosa stai creando? Cosa stai facendo? Allora, sto facendo un runner utilizzando dell'orbace, del tessuto di bisaccia e un altro orbace di un colore diverso. Praticamente sto creando un complemento d'arredo con i tessuti che di solito venivano utilizzati nei cappotti, quindi è un qualcosa che non era destinato all'arredo. Quindi tu utilizzi dei tessuti tradizionali, Sì. antichi anche, perché anche sì. antichi magari ci fai vedere qualche cosa, per creare e fare innovazione, quindi Sì. dalla tradizione all'innovazione, per dare valore a quello che è l'artigianalità sarda. Certo. Io sto guardando questi complementi d'arredo che abbiamo dietro. Questo ad esempio è un tessuto molto particolare. Questo è un piqué antico. Questo faceva parte di un corredo che mia nonna ha iniziato e questo pezzo non è stato finito, doveva diventare un asciugamano. Io per rivalorizzarlo l'ho unito a un tessuto di bisaccia sarda e a un tessuto di velluto rigatto. E quindi ho fatto un runner e un cuscino utilizzando proprio i tessuti che non erano destinati ai complementi d'arredo. Eccoci qua, la Sardegna si racconta alla 27esima edizione dell'Artigiano in Fiera. È una nuova tappa del progetto Insula Sardina Quality World, che è il programma di marketing regionale promosso dall'assessorato al turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna insieme al CIPNES, la divisione agri-food e marketing territoriale del nostro ente. Perché l'Artigiano in Fiera? Ecco, perché questa tappa del programma Insula? La volontà di raccontare la vera anima della Sardegna, quindi al di là del noto, quindi del magico prodotto naturalistico e balneare che rappresenta la Sardegna nel mondo, andare più in profondità, quindi raccontare anche in questa location dell'Artigiano in Fiera tutto ciò che è arte, cultura, tradizioni popolari e tutto ciò che è percorso legato ai sentieri del turismo enogastronomico della nostra isola. In realtà il programma Insula è esattamente questo, quindi raccontare un percorso esperienziale per conoscere la vera Sardegna, e lo facciamo attraverso 5 tematismi che sono appunto il turismo enogastronomico, il turismo archeologico, il turismo lento e cammini religiosi, il turismo attivo e il turismo dedicato proprio all'arte, al design, alla moda e a tutto ciò che riguarda le tradizioni popolari. Con me oggi c'è Gianfranca Dettori, che è una maestra artigiana di Sennori, che ci sta in questo momento facendo vedere una decorazione di questa pasta reale di ghiaccia reale, giusto? Sono i papassini, e sono papassini neri. Ci racconti scuri, ci racconti cosa stai creando? Certo, allora il papassino è un dolce tipico sardo, lo si può trovare in tutta la Sardegna, in tutti i paesi della Sardegna, differenzia a volte nella lavorazione e nella forma. Questo è un papassino nero, appunto, come dicevo, che il colore non è dato da un ingrediente, perché ha gli stessi ingredienti di tutti gli altri papassini, ma ha una lavorazione diversa perché viene macinato tutto finemente, e questa lavorazione viene fatta in 3 giornate. Quindi c'è dentro, ti interrompo, ci sono dentro mandorle, ci sono dentro tutti gli ingredienti che
appartengono al Papassino e poi a seconda della zona della Sardegna viene lavorato in un modo piuttosto che in un altro. In questo caso è tutto macinato. È tutto macinato finemente. Adesso incontriamo Mercedes Ann, una nostra artigiana che insomma ci parlerà della ceramica, quindi un'arte della tradizione sarda importante, dove ha cercato di innovare quello che è la conoscenza alla base della ceramica. Ho voluto staccarmi un po' dalla tradizione classica del nostro artigianato artistico, proponendo comunque una lavorazione antica che in Sardegna, anche in Sardegna si è sempre eseguita, che è la tecnica dello sgraffito, cercando di di innovare la tecnica, portarla in un oggetto comunque di uso quotidiano o comunque di arredamento, ma in chiave moderna, un po' al passo con i tempi. La tecnica dello sgraffito è applicata in modo molto personalizzato, lo vediamo qua anche in questo piatto. Sono riportate, sono tutti disegni ovviamente fatti a mano libera. Sì, si sente anche al tatto, viene inciso ovviamente su uno strato di colore e facendo così si libera lo strato di colore, venendo via fa trasparire il colore dell'impasto sottostante. È una tecnica che si è sempre usata, ma come l'ho interpretata io vuole essere un pochino più moderna per riuscire ad ambientarsi nelle case nostre contemporanee. Il pane, che è un'arte meravigliosa della regione sarda. E cosa ci racconti? Cosa stai preparando? A parte che insomma stiamo parlando di arte pura, però raccontaci un attimo che cosa stai creando. Oggi stiamo creando quelli che sono i cocoi nuziali, quindi il pane che è dedicato agli sposi. Questo pane veniva e viene tuttora realizzato proprio in occasione delle nozze. Viene donato ai nuovi sposi in segno di buon auspicio, perché tutti i decori che abbiamo sopra sono appunto dei simboli di rappresentanza. Quindi, per dire, abbiamo qua magari i fiori che logicamente vanno ad augurare alla coppia una vita gioiosa e serena. Abbiamo le spighe di grano perché si augurava agli sposi che il pane in tavola non mancasse mai, quindi che il raccolto del grano fosse sempre molto abbondante. Abbiamo le rondinelle in segno di prosperità affinché la prole fosse numerosa e che quindi ci fosse una continuità nella generazione della famiglia. Abbiamo i grappoli dell'uva per l'abbondanza, quindi comunque era proprio un simbolo molto molto forte che gli sposi ricevevano. Siamo riusciti a fermare il presidente della Fondazione Carta, Leonardo Maras, perché chiaramente con tutti questi artisti folklore che ci ha portato in questa meravigliosa fiera dell'artigianato, non c'è mai un momento. Raccontaci Leonardo, dici cos'è vivere una fiera di questo genere? Io credo che la Sardegna debba essere presentata nella sua interezza e nella sua bellezza. Fa parte chiaramente la nostra cultura, le nostre tradizioni di quella Sardegna che stiamo proponendo in questi anni assieme al CIPNES attraverso Isola. C'è questo accordo molto forte tra di noi ormai da anni, viaggiamo all'unisono, quindi presentare la Sardegna nelle sue bellezze anche enogastronomiche. Noi abbiamo pensato di accompagnare la Fiera dell'Artigianato quest'anno con presenze importanti, soprattutto sul fronte dei nostri gruppi in costume. Il costume va promosso perché è una parte importante della nostra cultura. Abbiamo diversi gruppi che arrivano dalla Sardegna, in totale siamo 160 persone che si alterneranno in questi 10 giorni. Poi avremo anche delle eccellenze conosciute a livello nazionale, ma la cosa bella sono le voci dei nostri tenori, i suoni delle launendas, gli organetti. Avremo musicisti come Beppe Rittori che torna anche lui a trovarsi, la voce meravigliosa di Maria Giovanna che incanta sempre il pubblico, Manuela Ragusa che arriverà. Diciamo che abbiamo quest'anno fatto uno sforzo straordinario grazie anche
l'assessorato regionale al turismo e all'assessore Chessa, che con la sua visione insomma, riesce comunque a farci fare squadra, e questo è molto importante. Il chisone è una pasta tipica della Sardegna. Oggi la serviamo con un ragù classico sardo con degli inserimenti di agrumi. Oggi viene personalizzato con dei funghi, c'è anche dentro la pompia, e viene chiuso con del guanciale croccante tipico sardo. Allora, siamo con Valeria Masala, una artigiana con l'arte della tessitura del tappeto, perché oggi stai facendo una dimostrazione in questi giorni per dare valore alla tradizione sarda di qualcosa di speciale. Crei dal vivo e fai provare dal vivo. Raccontaci cosa è per te e perché stai promuovendo questa arte. Allora, io sto lavorando su un telaio verticale che è tipico del mio paese di Nule. Ma in questa occasione praticamente stiamo facendo promozione dell'arte tessile a 360 gradi. Quindi spiego quello che sì sono le caratteristiche del nostro telaio, che ha delle particolarità e delle differenze rispetto al telaio orizzontale, che è quello più diffuso in tutta l'area sarda. Io faccio vedere come si lavora e le geometrie di quelli che sono i nostri tappeti tipici. Siamo con un altro artigiano, Rosalba Piros. In questo momento sta già lavorando, vi stai facendo vedere una dimostrazione bellissima per quanto riguarda la lavorazione dei cestini, che è un'altra tradizione importante della regione Sardegna. Quindi raccontaci com'è questa arte, questa cosa molto particolare. Allora, questa che io sto facendo in questo momento è una fuscella. La fuscella in giunco e veniva utilizzata per la ricotta, quindi perché la cagliata veniva messa nel cestino e consentiva appunto di far scendere il siero e far restare la ricotta all'interno. Quindi questa è una lavorazione tradizionale sarda, ma tradizionale della mia zona, in particolare del Sinis, che però purtroppo è andata a morire un po' negli anni, e io sto cercando di riprenderle e utilizzarle. Quindi in questo momento sto facendo vedere un cestino tradizionale, quindi una fuscella di ricotta, che poi è questa, però utilizzo questo genere di lavorazioni anche per creare degli altri oggetti. Mentre prima questi venivano utilizzati giornalmente, io adesso li utilizzo per creare delle cose attualizzate, quindi creare delle borse utilizzando l'arte tradizionale dell'intreccio sanverese per creare appunto dei nuovi oggetti, dargli una nuova funzione. Ciao a tutti, sono Anna Catalano e oggi sono qui per farvi vedere la lavorazione della filigrana. Allora, la filigrana, in questo caso ho tra le mani un filo d'argento, sono praticamente due fili ritorti tra di loro che io lavoro con due tavolette di legno. Adesso io chiaramente ve la faccio vedere piano, in modo che così potete vedere praticamente come i due fili si uniscono tra di loro, creando praticamente una treccia. Quindi vedi la differenza? Esatto. Chiaramente è un procedimento molto lungo.